Allora amici, bentrovati, siamo a Sassari, oggi siamo qui, c'è il Motor Show, ora scoprirete che cos'è il Motor Show. Seguitemi, tempo reale, siamo in tempo reale. Ciao carissimo, quando è che arriva il circo? Dai, il 15 ottobre arriva il circo, preparatevi. Ci prepariamo psicologicamente. Allora ti faccio, ma che cos'è il Motor Show? È qualcosa di fantastico, è solo da vedere, da ammirare. Quindi entriamo e vediamo, dai. Allora ragazzi, siamo con Christopher, adesso entriamo dentro, proprio dentro anche le auto, perché ci sarà veramente da vivere una grande emozione. Una grande emozione. Fernandez, ma tu sei pilota, ballerino, animatore. Tutto fare. Ascolta, ma come mai avete bucato? Colpa della tua stazza? Può darsi. Che è successo? Si è guastato il muletto, adesso stanno mettendo a posto. Che succede adesso? Non continua lo spettacolo? Certo che continua, adesso lo mettiamo a posto e poi continuiamo lo spettacolo. Ascolta, ma come mai questa idea anche di fare il ballerino oltre tutto il resto? Per divertirci un po'. Ascolta, raccontami qualche esperienza di questo lavoro un po' particolare. È un'esperienza fantastica, specialmente per il pubblico, che ti dà tante soddisfazioni. So che avete fatto un grande tour in Sardegna, ormai siete al termine di questo tour, chissà quando ritornerete poi. Ma sicuramente 2 o 3 anni poi siamo di nuovo qua. La gente sarda è troppo brava, diciamo, simpatica, si sta bene in Sardegna. Ma mi hanno detto, qualcuno mi ha detto, non faccio nomi, Gianfranco, che in occasione del tour in Sardegna ha ingrassato qualche chilo, come mai? Ho mangiato troppo porchetto. Troppo? Porchetto. E tra tutti i posti dove sei stato in Sardegna, quello dove hai mangiato meglio? Cioè quello dove proprio ti sei dato da fare? No, non si può dire un posto, si mangia bene da tutte le parti. Devo dire però il posto migliore è Nuoro, nel nuorese fanno certi formaggi. Certo, senza contare poi il vino, Facciamo un applauso per Fernandez. Ok, eccolo qua. Ragazzi, la tartaruga ninja. E dai. È l'icnusa questa, ragazzi. Cioè, cosa vuol dire uomo torcia? Uomo torcia, cioè che vengo incendiato dalla testa ai piedi. Bello! Ecco, e faccio una corsa davanti alle tribune. Ma che cosa? E come mai ti rimangono tutti sti capelli allora? Perché indosso un sottocasco e un casco, sono tutti ignifughi e fortunatamente non prendo fuoco. Ho visto che insomma il vostro è un lavoro abbastanza particolare e pericoloso. È un po', però ci assumiamo i nostri rischi. Noi che facciamo questo mestiere sappiamo e ci assumiamo i nostri rischi e usiamo tutte le dovute precauzioni comunque. Qualcuno mi ha detto, guarda, si fanno meno male loro che quelli che girano in giro per le auto, perché almeno loro le conoscono bene, le macchine. Certo, anche noi può capitare che ci facciamo del male, possiamo farci anche del male, è normale, può succedere. Però ripeto, usando le dovute precauzioni si può ammortizzare il tutto, ecco.
il male si può attenuare, ecco. Tutta questa tournée in giro per la Sardegna, qual è stata la città quella dove siete trovati meglio e poi quella dove secondo voi lo spettacolo è riuscito nel modo migliore? Allora, riuscire nel modo migliore io suppongo che sia qui a Sassari. Sassari perché la pista è larga, la pista è grande, lunga e perfetta per lavorare con le auto. L'unico è un po' l'asfalto brutto, l'asfalto un po' brutto. Cosa cambia poi ai fini poi della riuscita dello spettacolo buono? Allora, parlando dell'asfalto, diciamo quando c'è un asfalto liscio, un asfalto buono, nuovo, rischiamo meno di bucare le gomme, come è successo poc'anzi che si è scoppiata, e con i buchi che c'è in mezzo alla pista si rischia un attimino di far andare fuori assetto un po' la vettura, ecco. E qualche trucco può venire un po' non bene, ecco. Del Motor Show, intanto noi ogni tanto vediamo le immagini durante il vostro spettacolo, i numeri del Motor Show, quanti spettacoli in giro per l'Italia oppure non solo per l'Italia e poi la particolarità poi dei numeri, come vi muovete? Allora, noi abbiamo dei segretari, i nostri segretari che gestiscono le varie tournée, okay? Le varie tappe che andiamo ad effettuare. Beh, come numeri, oddio, noi lavoriamo solamente in estate, è uno spettacolo all'aperto come vedete, si fa in genere uno spettacolo alla sera. Poi quando inizia il periodo di settembre, che iniziano anche le scuole, facciamo anche degli spettacoli pomeridiani per agevolare il pubblico più giovane a venire a vedere il Motor Show. Questo. Viva il Motor Show allora! Viva il Motor Show, ovviamente! Un modo come un altro per dire andate piano in auto e comportatevi bene! Eia! Quando si mette così sulla macchina, giusto, a cosa pensa? A niente. A niente, sicuro? No. Non è che pensa domani devo andare a pagare la bolletta dell'ENA? No. Che il mutuo, no? No, non penso a niente. Come si è avvicinata a quest'arte? A questa È una vita. Io già quando avevo 5 anni andavo in macchina con mio papà e mi ha imparato tutti i trucchi del mestiere. Lei è oriundo di? Io sono di Barcellona. Quindi lei è spagnolo? Sì. Quindi ha imparato lì, poi ha incominciato a girare tutto il mondo? Tutto il mondo ho girato. La vostra è una vita difficile, sempre in giro per i paesi, le città, le piazze. Sì. Quindi ci vuole anche una passione per farla, non è che si fa soltanto per guadagnare. No, certo ci vuole passione, se no mica lo fai. Adesso io le chiedo una cosa, se un ragazzo dall'altra parte del teleschermo la vedesse fare tutte queste evoluzioni e volesse imitarla, lei cosa gli direbbe? No, non deve fare queste cose qua, devi essere preparato, allenato anni e anni e solo nelle piste chiuse e sicure. Ecco. Quindi, se no niente da fare. Spendiamo anche una parola per quei ragazzi che il sabato sera bevono, no. Lei cosa deve dire? Che dice? Se bevono si mettono a dormire dove hanno bevuto. Perfetto, possibilmente sono sobri. Con una ragazza. Anche. Perfetto, l'unica cosa che si può fare in macchina, da fermi, possibilmente, una trombata. Trombare si può trombare, tutto il resto non si può fare. Grazie Fernandez, in gambissima, complimenti. Grazie. Arrivederci. Ciao.